Buonasera a tutti, grazie dell'invito e grazie anche al Comune e agli organizzatori per aver voluto fare questa mostra. Io penso che in questo momento ci sia bisogno di incontrarsi e appunto anche vedere tutta questa partecipazione. Io credo che debba veramente incoraggiarci ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà, no? E allo stesso modo ci porta anche a vedere il territorio, a vedere il fiume con occhi nuovi, come diceva prima l'assessore. Io credo veramente che questo periodo storico ci possa avvicinare alla ricchezza che abbiamo e che spesso nemmeno ce ne rendiamo conto. Io mi occupo di fiumi da una decina d'anni, ho cominciato ad avvicinarmi un po' per caso e mi sono molto appassionata e non ho una formazione scientifica. Sono laureata in scienze politiche, mi sono trovata però a occuparmi di fiumi e non li ho mai lasciati. Come fotografa anche mi avvicino al fiume, quindi credo che anche lo strumento fotografico ci possa aiutare a scoprire come questa geodiversità, no? Magari non in modo scientifico, ma proprio osservarla, l'osservazione del territorio, cioè tornare a vedere i nostri fiumi, ma andandoci proprio a camminare, andandoci magari in kayak, andandoci in canoa, ci fa capire qual è la ricchezza che abbiamo. Penso che nel secondo dopoguerra in generale abbiamo un po' dato le spalle ai fiumi. Questa è un po' un'interpretazione che mi sono data dalle ricerche che ho fatto da diversi anni, appunto. C'è stato veramente un voltare le spalle ai fiumi perché non avevamo più bisogno di andare a prendere l'acqua al fiume, per fortuna. Ma questo ci ha allontanato anche dal punto di vista affettivo, secondo me, in un certo senso. Abbiamo una grande fortuna noi in Friuli ad avere il tagliamento, ad avere dei fiumi che conservano una loro naturalità, proprio perché ci consente di tornare e scoprire questi fiumi, questa naturalità, diciamo, da un punto di vista non utilitaristico, se vogliamo, ma proprio per il benessere che ci danno, che poi alla fine anche questo, no, se vogliamo, è utilitaristico, perché il benessere, la qualità della vita sicuramente è qualcosa che dovremmo imparare ad apprezzare di più. Tra l'altro il fiume è sempre una scoperta diversa, no? Lo sa benissimo chi l'ha fotografato e chi lo fotografa, cambia continuamente, ogni giorno è diverso, quindi ogni giorno ti trovi davanti a un soggetto nuovo, soprattutto quando il fiume è libero di vagare, è libero di spostarsi, di muovere le ghiaie, di ricreare nuove isole, di creare nuove formazioni vegetali, porta anche specie aliene, per esempio, no? Cioè, quindi quello che volevo anche sottolineare è l'importanza di momenti come questo per capire anche la necessità di conoscere il fiume anche dal punto di vista scientifico, sicuramente storico, ma anche dal punto di vista scientifico abbiamo bisogno di formarci e di studiare. Io sicuramente sento questa esigenza, forse perché appunto occupandomi di ambiente e non avendo una base, un background scientifico, mi trovo continuamente a fare domande agli scienziati, a apprendere veramente da chi conosce, dagli esperti, e conoscere meglio ci aiuta anche a comprendere perché è necessario tutelare questi ambienti. Se noi, diciamo, come dire, non ci rendiamo conto di questa ricchezza, che appunto non è solamente una ricchezza paesaggistica, no? È anche una diversa qualità della vita, ma pensiamo, no? Chi vive in posti che sono molto più cementificati
dei posti dove viviamo noi, sicuramente non ha la stessa qualità della vita che abbiamo noi, quindi abbiamo davvero una ricchezza in Friuli di cui io penso che non ce ne rendiamo tanto conto. Lo dico anche per la mia esperienza personale, perché quando vengono a trovarmi degli amici da fuori e li porto a vedere questi posti, rimangono a bocca aperta, veramente, e per noi sono normali. Per noi è qualcosa che fa parte del nostro paesaggio, quindi cominciare a studiarlo, a comprenderlo, a comprendere la dinamica, no, dell'acqua e delle ghiaie, i sedimenti che sono quelli che formano le nostre spiagge, cioè pensare al fiume come un grande connettore tra la montagna e il mare è qualcosa che ci aiuta a comprendere anche un pochino meglio noi stessi, credo. Sentire anche l'acqua che scorre a me personalmente dà una sensazione di grande benessere. Ma non è solo questo, volevo sottolineare che la nuova strategia europea per la biodiversità pone come obiettivo al 2030 la rinaturalizzazione di 25.000 chilometri di corsi d'acqua in tutta Europa. E ci sono tanti studiosi che vengono a studiare appunto il medio corso del tagliamento proprio perché ha queste dinamiche naturali che sono state perse in tanti corsi d'acqua, nella gran parte dei corsi d'acqua europei, e che vengono studiate proprio per essere ricreate in processi di riqualificazione fluviale in tanti paesi europei. Ecco, accorgersi di questo anche per riproporlo in altri contesti dove anche da noi, insomma, non sono stati canalizzati anche da noi i fiumi, no? Purtroppo, e questo crea dei problemi anche di sicurezza. Quindi cercare un equilibrio, per riprendere quello che diceva prima il professore, tra uomo e natura significa anche un po' questo, un rivedere quello che è stato un progresso che ci ha un po' travolto dal dopoguerra a oggi, e oggi possiamo imparare alcune cose e rivedere il nostro territorio con nuovi occhi.